Ritorna dal 7 al 9 marzo prossimi l'antica fiera di San Gregorio a Valdobbiadene in provincia di Treviso, ormai diventata un punto di riferimento importante per le tradizionali esposizioni del Nord-Est. Alle consuete iniziative destinate mediante una convegnistica di alto livello all'informazione e formazione degli agricoltori si aggiungono una serie di eventi per il grande pubblico che faranno ancora una volta della fiera di San Gregorio un momento di rappresentazione del territorio e dei suoi molteplici valori. L'antica fiera di San Gregorio di Valdobbiadene vivrà il suo clou nella giornata di domenica 8 marzo con l'inaugurazione ufficiale in piazza. L'evento, capace di portare tra le colline trevigiane migliaia di persone, grazie ad un ricco programma incentrato su agricoltura, viticoltura ed enogastronomia dell'area collinare del Prosecco Superiore di OCG, prevede anche nella giornata di lunedì 9 marzo dei convegni con focus sui cambiamenti climatici e problematiche legate all'agricoltura. A fare da cornice all'antica fiera saranno le due location simbolo di Valdobbiadene. Nella splendida e rinnovata piazza Marconi si troveranno come di consueto i sapori tipici del territorio, i prodotti degli artigiani locali e l'enoteca dedicata al Prosecco Superiore di OCG, e alla Villa dei Cedri un'interessante esposizione dedicata alla storia della motorizzazione agricola. Verde a Nord-Est vi proporrà il racconto con le immagini e le parole dei protagonisti dell'edizione 2026 dell'antica fiera di Santa Lucia di Piave nella prossima puntata. Appuntamento dunque dal 7 al 9 marzo prossimo a Valdobbiadene in provincia di Treviso per la fiera di San Gregorio. Per orari ed info seguiteci sui nostri social e sul sito www.comune.valdobbiadene.tv.it e sui social della fiera.